Ci troviamo in località Botte Paleocapa, al confine tra il comune di Bosaro e il comune di Polesella, dove sono in corso da circa un anno degli interventi per la salvaguardia idrogeologica del territorio. In particolare ci troviamo in un importante snodo idraulico in cui si incrociano acque provenienti dalla parte occidentale del territorio polesano, confluenti verso la parte più a est della provincia. In particolare siamo in corrispondenza di un manufatto di fine 800, costruito a fine 800 per sottopassare la allora esistente fossa di Polesella che collegava il Canal Bianco con il Po e per portare le acque appunto del settore occidentale della provincia verso la parte meridionale, verso il mare. Con il tempo, con la vetustà, con l'uso, questo manufatto si è rivelato avere sempre più criticità, le quali si sono manifestate in occasione di piene dei canali che lo circondano e che lo sottopassano. Quindi si è pensato negli anni scorsi di predisporre progettazioni finalizzate a bypassare, a superare questo manufatto, sfruttando l'ex alveo della fossa di Polesella non più utilizzata per il collegamento originario, e al tempo stesso migliorare l'afflusso delle acque provenienti sempre dalla parte occidentale del territorio polesano verso la già esistente idrovora di Bresparola. Questo ha comportato la progettazione di 3 manufatti distinti e un nuovo tratto di canale. Il tratto di canale che congiungerà il collettore principale dell'ex consorzio di bonifica padana polesana, ossia il cavo maestro del bacino superiore, con il collettore padano posto a valle appunto della Botte Paleocapa. L'allargamento del collegamento dal cavo maestro del bacino superiore verso l'idrovora Bresparola, la costruzione di una botte sottopassante il nuovo bypass per confluire le acque di irrigazione verso i territori di Polesella, Crespino e Guardaveneta, e un ponte stradale per superare il nuovo canale che si viene a creare. L'importo complessivo dei lavori, inclusivo degli espropri necessari, delle spese generali, delle imposte di legge, è di 5 milioni di euro, suddiviso per quanto riguarda i lavori in 2 appalti, uno di circa 2 milioni di euro e uno di circa 1,5 milioni. La fine dei lavori è prevista per l'autunno del 2021. Di fronte a noi la testata di valle della cosiddetta Botte Paleocapa, ossia il manufatto di fine 800, costruito allora per collegare le acque della parte occidentale del bacino padano e farle confluire verso la parte orientale del bacino polesano. Di fronte a noi il canale di arrivo all'idrovora Bresparola, idrovora della portata massima di 45 metri cubi secondo, avente la funzione di aiutare in una prima fase lo scolo, lo sgrondo delle acque della zona di Occhiobello, Stienta, e in seconda fase contribuire a decapitare le piene del cavo maestro del bacino superiore collettore padano. Nell'ambito di questi lavori questo canale è stato dragato a mezzo di un natante con un disgregatore per sciogliere i fanghi di fondo, a loro volta pompati poi in una vasca di sedimentazione che tra poco andremo a vedere. Alla nostra sinistra il cavo maestro del bacino superiore che fa confluire verso est le acque fin dal comune di Melara all'estremità ovest della provincia di Rovigo. Alla nostra destra il cavo maestro del bacino inferiore che convoglia appunto le acque della zona di Occhiobello. Nelle immagini la realizzazione dell'aumento di portata del collegamento necessario a contribuire alla decapitazione delle piene del cavo maestro del bacino superiore verso l'idrovora Bresparola. Le opere che vediamo sono le opere di palancolata metallica provvisionali tutto attorno al perimetro dello scavo, per poi realizzare al centro i diaframmi di tenuta per quelli che saranno poi le opere in cemento armato di consistenza della chiavica che verrà realizzata sopra alle palancole appunto. Di fronte a noi la vasca di sedimentazione del materiale scavato nel canale di arrivo all'idrovora Bresparola. Il materiale che si vede è il fango disgregato pompato dalla draga
che una volta sistemato in questa vasca predisposta raggiunge l'essiccazione per poi essere eventualmente riutilizzato ancora per opere di difesa idraulica quali argini, ripresa di frane, riconsolidamento di sponde, e quindi con un sistema più, diciamo, pulito del trasporto attraverso autocarri si è pensato di creare questa vasca di sedimentazione in questo sedime già di proprietà demaniale, per appunto sfruttare il fatto di avere già del terreno in loco e sistemato semplicemente da essiccare. Sempre nell'ambito del cantiere stiamo inquadrando la realizzazione della testata di monte della nuova botte sifone che garantirà il passaggio dell'acqua dalla derivazione della località Bussari verso la restante parte della fossa di Polesella per la distribuzione irrigua nei comuni di Guarda Veneta, Pontecchio e Crespino. Nell'inquadratura la testata di valle della nuova botte sifone, sempre destinata a convogliare le acque del derivatore Bussari verso la fossa di Polesella.